Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Frank, yeah. Don't forget this. Take it over again. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Andrea, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pranzo, sono le 12, 7 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa penultima Capitaneria di Porto. Domani chiudiamo tutto, baracca e burattini, lo sapete, in diretta dalle 12 alle 14. Cominciamo come sempre ricordandovi: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, che domani supplirò per l'ultima volta, dopodiché videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be.
340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 0292947222 se volete intervenire per quanto riguarda le ultime news attraverso il telefono. Il telefono è già aperto da questo momento, 0292947222. Mi raccomando, siete i benvenuti. Allora, io ringrazio come sempre l'amico Andrea per il tempo e per il suo impegno. Naturalmente adesso andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, anche perché in questo momento stiamo aspettando di entrare in connessione con Fabio Mendolara. Vediamo se riusciamo a trovarlo al telefono, se riusciamo a sentire quello che lui pensa della vicenda, appunto, La Vitola. Stamattina avete ascoltato nella rassegna stampa il suo pezzo che apre il numero di oggi della Verità, e di conseguenza volevamo commentare un po' con lui questa vicenda. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Chiaramente, essendo un collega molto impegnato, potrebbe anche non succedere, ma in ogni caso noi non siamo gente che si perde d'animo, e comunque siamo qua anche per ascoltare le vostre telefonate e le vostre parole. Vi ricordo 0292947222, ma eccolo al telefono Fabio Mendolara. Buongiorno Fabio, ben trovato, Buongiorno, grazie del tuo eccoci. tempo. Vi sento male. Ecco, ora mi senti? Adesso sì, grazie, buongiorno. Ben trovato, grazie del tuo tempo e della tua cortesia, come sempre, veramente. Grazie. Senti Fabio, allora, sta storia Ranucci La Vitola, a te che idea ha dato? Ma è un grande pasticcio, ne sta venendo fuori qualcosa di... un po' l'avevamo subodorato poi negli giorni degli ultimi momenti, però sta prendendo proprio una piega veramente incredibile. Quindi è chiaro che l'abbiamo definito il giallo dell'estate, credo che andrà avanti ancora per un bel po', almeno finché non si capirà con precisione se Ranucci era consapevole a questo punto o meno. Scusami, io trovo alquanto imbarazzante il fatto che l'avvocato di La Vitola, davanti alla domanda Ranucci sapeva sì o no, abbia risposto no comment. Ma che razza di risposta è, perdonami? Sì, infatti oggi l'ho un po' punzecchiato nel pezzo sulla Verità, perché vuol dire che ha stabilito il suo mandato anche sulla comunicazione con la Vitola, che deve avergli detto fin qui ti puoi spingere, qui invece devi glissare, altrimenti non ci sono altre spiegazioni. Ma possiamo ricordare ai nostri ascoltatori chi è Walter La Vitola? Perché viene descritto come faccendiere, ma è uno che ha, diciamo così, un percorso un pochettino a zig-zag. Com'è Sì, che diciamo, questo uomo è diventato così importante? giovanissimo diventa direttore dell'Avanti. Poi diciamo, io lo conosco anche abbastanza bene come personaggio, perché di lui dalle mie parti, io sono lucano, dalle mie parti era già conosciuto quando io ero un ragazzo, perché pur essendo nato a Salerno, La Vitola diciamo, ha delle origini lucane, era nato in un paesino della Basilicata, neanche molto distante dal mio, quindi quando diventa il direttore dell'Avanti, io ero un ragazzo, si parlava di Walter La Vitola e soprattutto delle sue relazioni politiche, perché poi millantava, poi in realtà alcune relazioni ce l'aveva davvero con i più alti vertici, diciamo, dell'Ernitano. Quindi poi la sua è una vita un po' rocambolesca, finisce in una serie di inchieste giudiziarie, come abbiamo visto passa anche un periodo di detenzione a Secondigliano, dove scopriamo oggi conosce anche Gomez Tavares, tutte relazioni che è riuscito a portarsi dietro poi nel corso degli anni. È così La Vitola, è uno che riesce a intrattenersi con Tavares e anche con Ranucci.
quindi è veramente poliedrico, è un personaggione controverso, tutto da raccontare. Decisamente. Senti, ora impazza una polemica, a parte che a me questa pare una vicenda veramente molto piccola e personalmente se io fossi Ranucci prenderei il suggerimento di Capezzone, mi prenderei un anno sabbatico e nel caso in cui i giudici accertassero che io sapevo di questo attentato, francamente farei come fece Maurizio Costanzo quando venne fuori la storia della P2. Mollerei tutto e andrei a ripartire da capo in qualche TV privata a Napoli come fece Maurizio Costanzo. Lui andò a Napoli, Ranucci può andare dove meglio crede, ci mancherebbe pure. Non capisco il senso di tutto ciò. Poi anche la giustificazione mi sembra ridicola quando scopriamo che lui voleva far intensificare, che la Vitola con questo attentato voleva far intensificare la scorta per Ranucci. Chiedo scusa, ma non bastava una pecca al ministro Piantedosi? Il ministro Piantedosi le PEC, se le legge e una risposta te la deve dare, non c'è bisogno di fare un Ma in più attentato per era già dire... in valutazione, diciamo, il rafforzamento della scorta Ranucci, quindi non regge neanche come questione. Ovviamente avrà scelto la strada più semplice per tenere da parte tutto quello che in realtà qua e là nelle carte dalle fuori, perché questo è un progetto politico e che si è fermato però non ti stiamo capendo perché non prendi bene il segnale. Vediamo un Dicevo, attimo. Ecco, dimmi. Dicevo, loro avevano un progetto politico che emerge qua e là dalle carte, non si era fermato soltanto al sondaggio, ma come abbiamo scritto oggi c'erano stati degli incontri addirittura con dei supporter giovanili, con dei finanziatori, si parla di una sede, quindi e non era il solo la Vitola ad avere quest'idea, ma l'aveva condivisa con dei giornalisti diciamo di primo piano e diciamo a suo fianco aveva anche un ex ministro che all'epoca era un leghista, poi è uscito fuori, ci hanno detto da almeno 10 anni dalla Lega, che è questo Davico che restituisce la vita quando la vita cerca di costruire i giorni precedenti alla sua perquisizione, così da potersi creare diciamo una linea difensiva, restituisce alla Vitola la come dire, la roadmap dell'attività svolta su Ranucci e in quella roadmap non c'è soltanto il sondaggio. Certo, certo. Tra l'altro pare che Ranucci gli abbia suggerito qualche consiglio per acchittare, per sistemare meglio, preparare meglio questo sondaggio, il che fa pensare. Senti, e i servizi segreti in tutto questo? Oggi La Verità parla anche di questo. Ma questo è un aspetto abbastanza oscuro, ma che è stato alimentato sempre da loro. Intanto comincia questa storia dei servizi già molto prima dell'attentato. È proprio Ranucci a marzo, lo scorso anno, quando ha ospitato al Parlamento europeo un convegno organizzato dai socialisti a prendersela con il sottosegretario Fazzolari dicendo ho la prova che mi ha fatto spiare almeno in 3 circostanze e gli uomini della mia scorta mi hanno avvisato. Poi c'è la bomba, poi lui in commissione antimafia, Ranucci gioca ancora un po' sulla pista dei servizi e quando Walter Verini gli chiede in modo secco allora qual è la tua idea sui mandanti, lui non fa un po' il vago ancora una volta sui servizi. Poi è la Vitola ad alimentare questa questione, manda dei messaggi a Ranucci scrivendogli secondo me sono i servizi esteri, devi stare attento, ci sono gli israeliani di mezzo. E poi a un certo punto parte un ponte di report, un ex formatore del SISDE sentito durante uno dei servizi
si presenta in procura, organizza questo incontro Ranucci con il procuratore di Roma, tant'è che viene messo a verbale che per le vie brevi era stato convocato, diciamo, di nuovo riporta gli inquirenti sulla pista dei servizi. Ce n'è ancora un altro di questi personaggi, un ingegnere, un ex appartenente a una delle divisioni dell'AISI, quindi il servizio segreto che si occupa della minaccia interna, e che da ingegnere si era occupato degli appalti per la messa in sicurezza delle caserme. Anche lui una fonte di report, addirittura collega l'attentato alla bomba di Ranucci ai servizi. Lo dice perché nel suo base afferma di essere stato intervistato 1 o 2 giorni prima da Report, poi c'è la bomba e stranamente non ricorda bene la data, ma dice il luogo in cui io sono stato intervistato, probabilmente si erano appoggiati i cronisti di Ranucci in una TV privata, dice anche la sede di questa TV privata è stata incendiata, anche se diciamo, la notizia non è diffusa, e quindi collega in procura direttamente la bomba a, diciamo, alla pista dei servizi. Gli inquirenti a questo punto sono quasi in un imbuto, devono occuparsene, se ne occupano in modo approfondito, dispongono delle intercettazioni, quando queste intercettazioni non restituiscono nulla di interessante sentono i diretti interessati, viene sentito, parliamo tutte di vecchie glorie dei servizi, sono tutti pensionati, viene sentito questo ex generale dei passati, ferma, io Ranucci non lo conosco personalmente, so chi è ma non l'ho mai conosciuto, non sapevo della bomba, tant'è che ho fatto queste ricerche sul web e questa è la data. Quindi crolla miseramente questa pista alimentata da un bel po' dallo stesso Ranucci, ma anche dalla Vitola. C'è un ultimo passaggio che riguarda questo aspetto, ed è un avvicinamento di uno degli uomini, diciamo, più vicini a Ranucci all'interno della sua redazione, che è Autieri. La Vitola dice ad Autieri che lui è convinto che ci siano i servizi dietro la bomba, questa volta però insomma viene preso con le pinze, la notizia viene definita da Autieri un depistaggio, e oggi scopriamo anche perché. Mamma mia, insomma, mi sembra che questa storia non mancherà di riservarci delle sorprese, non mancherà di stupirci ancora. Senti, ma Sì. Immagino che tu starai lavorando ancora alla cosa, se ce lo puoi Assolutamente sì. anticipare qualcosa domani, sulla Verità troviamo qualcos'altro, Ma oppure per adesso bocche cucite? è ancora presto per capire di cosa ci occuperemo oggi, ma stiamo seguendo con interesse e cercare di capire cosa in concreto ha detto la Vitola davanti al GIP senza le mediazioni del difensore. E questo sarà molto interessante e soprattutto molto coinvolgente, aggiungerei. Fabio, io ti voglio ringraziare per il tuo lavoro. Domattina, ovviamente, sarà un piacere leggere te e i colleghi della Verità su questo tema, e niente, insomma, il piacere di ritrovarci. Grazie a te e a chi ci ascolta. Grazie, e forza Alfa Romeo, visto che siamo nella stessa parrocchia. Ecco, grazie ancora, un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Ciao. Allora, mi pare che qua l'argomento sia alquanto eviscerato, per cui 302-9294-7222 se avete voglia di dire la vostra, oppure 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp. Mi raccomando, noi siamo in attesa delle vostre notizie e naturalmente anche dei vostri
commenti. Nel frattempo si sono fatte le 12, 23 minuti e 17 secondi, andiamo a vedere l'ANSA, giovane ucciso a Trani, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa. I media, intanto l'IDF, le forze armate di Israele, evacuano Qusra per una operazione militare che durerà diversi giorni. L'ambasciatore USA in Israele, l'assedio dei coloni alle case palestinesi e terrorismo. In Giordania, in Cisgiordania sono azioni ripugnanti. Cosenza spara contro l'ex compagna, la donna è in ospedale. Indagini in corso, rissa tra giovani a Trani, 18enne muore accoltellato. L'ex cardiologo di Cheney sul New York Times, Trump non ha una bella cera. Caroline Leavitt lascia la Casa Bianca alla fine del mese, dopo 2 figli molto piccoli lei ha deciso di ritirarsi. Maria Pia è il soldato che la salvò, la donna parla con i figli 81 anni dopo, una videochiamata grazie al Museo della Linea Gotica, un bar nel cimitero dove riposa anche Evita e polemica, critiche per il progetto sulla Recoleta a Buenos Aires. Andiamo a vedere questa storia della rissa a Trani. Rissa tra giovani a Trani, 18enne muore accoltellato, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa, il ragazzo è arrivato con legale, avrebbe agito senza intenzione di uccidere. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzino, secondo quanto ha anticipato il TG1 ed è stato confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri col suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tra i fendenti che hanno raggiunto il ragazzo alla schiena, la vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni di salute, è stata trasferita all'ospedale di Bisceglie dove è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni. Sono stati i medici del pronto soccorso di Trani ad avvisare i carabinieri del ricovero del 18enne, riferendo che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. Il ferimento, hanno successivamente accertato i militari, era avvenuto durante una rissa verificatasi in piazza Giovanni XXIII a Trani tra 2 gruppi contrapposti di giovani, uno della città tranese, l'altro proveniente da Andria. Vediamo che cosa succederà. Intanto questa bella storia che riaffiora dai gorghi della Seconda Guerra Mondiale, sempre l'ANSA, dal marzo del 1945 riemerge un'emozionante vicenda grazie al Museo delle Storie della Linea Gotica. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta una videochiamata tra Maria Pia Mazzini, i suoi familiari, e Mary e Catherine Giovanni, figlie di Armand, uno dei soldati della 10ª divisione della montagna che liberò Casteldaiano, Bologna, dall'occupazione nazista. L'incontro tra Maria Pia, all'epoca bambina di 6 anni, temporaneamente priva del padre prigioniero in Germania, e Armand, risale ai primi giorni di marzo del 45. A raccontare la storia è il resto del Carlino di Bologna. Siamo in località Sassomolare nelle settimane che anticiparono la liberazione. Nella stalla della famiglia trovarono posto una decina di soldati brasiliani, mentre in casa si stabilirono gli americani. Tra questi c'era Armand Giovanni, nato a New York nel 23 e morto nel 2004, di origini italiane, che grazie alla lingua creò un legame d'affetto con Maria Pia. Prima di rientrare in America, il soldato le regalò la sua forchetta d'arancio, un oggetto che la donna custodisce tuttora, la forchetta per il rancio. Ho ricordato, racconta la signora Mazzini al quotidiano, il legame con questo straordinario militare per più di 80 anni. Parlarne insieme alle figlie è stato molto emozionante. Adesso vorrebbero incontrarmi, le aspetto a braccia aperte. A raccontare come sia stata riportata alla luce questa storia Andrea Sabatini del Museo delle Storie. La scoperta, spiegata al resto del Carlino, ne è avvenuta per caso all'inizio dello scorso luglio. Passando davanti alla casa di via di Sassomolare, la sorella Maria Pia ci ha fermati, rivelando che tra quei vecchi muri era custodito un racconto straordinario. Da lì è iniziato un lavoro di riscontro che ci ha permesso di rintracciare la famiglia negli Stati Uniti e organizzare il collegamento. Il colloquio a distanza tra le figlie dell'ex militare e la signora Mazzini si è concluso col proposito di riabbracciarsi di persona
proprio sui monti della linea gotica. Auguri, perché sarebbe una bella cosa e una bella storia. Andiamo adesso a Buenos Aires, dove sempre l'ANSA ci dice che l'amministrazione comunale di Buenos Aires, guidata da Jorge Macri, cugino dell'ex presidente conservatore Mauricio Macri, ha indetto una concessione per realizzare un ristorante all'interno del cimitero della Recoleta, suscitando critiche e perplessità. Perdonate, io non andrei a prendermi nemmeno un caffè dentro un cimitero, perché la penso esattamente come il signor Miguel in Per un pugno di dollari. Ve lo ricordate quando va Clint Eastwood e gli dice: mi devi aiutare a prendere un paio di morti giù al fiume, e lui gli dice: no, non vengo con te, perché finché sarò vivo voglio stare tra i vivi, e quando sarò tra i morti vorrò stare tra i morti. Ecco, la penso pure io così. L'iniziativa includerebbe anche un negozio di souvenir e un servizio di visite guidate serali, SLURP. Pertanto, all'interno dello storico cimitero della capitale argentina si potrebbe mangiare un dolce, bere un caffè e gustare un panino tra le tombe, come ironicamente riportato da alcuni media. Lo spazio messo all'asta per la caffetteria è una cripta di 24 metri quadrati, che secondo i portavoce dell'amministrazione locale è attualmente inutilizzata, consentendone quindi la commercializzazione. In questo cimitero riposano illustri personalità del paese. Vicino all'area che sarà venduta si trovano le sepolture di Domingo Faustino Sarmiento, educatore ed ex presidente dell'Argentina, Bartolomé Mitre, ufficiale militare, storico ex presidente argentino, Ramón Castillo, un altro ex presidente, Patricio Peralta Ramos, fondatore della città di Mar del Plata. Qui riposano anche le spoglie dell'ex First Lady ed emblema del peronismo, Evita Peron. Complimenti, si fa per dire. Ma adesso noi andiamo in pausa e poi ci sentiamo all'album Patriots del 1980, Franco Battiato con Arabian Song. A tra poco. Sì. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La mia classe fu allevata con il latte di una capra e del pane di frumento. A quei tempi per divertimento non avevano inventato il telegiornale. Quando ero più giovane credevo che esistesse libertà. Cala, allimo, cariadi. Cana, Jabbalufi, Jabbali. Assalam, alaikum, alaiki. Alana, naskulu. Da bambini si giocava sulle spiagge con degli aquiloni a gara sotto il sole.
mentre guardavamo il mio salire verso l'alto, preoccupati che non si sciupasse. La mia parte assente si identificava con l'umidità. Kale معلم قريتي كان الجبل في جبلي السلام عليكم عليكي ألنا نسكن. Gli orchestrali sono uguali in tutto il mondo, simili ai segnali orario delle radio. Le domeniche nei giorni di vacanza ci si organizzava per le feste in casa. L'uomo è l'animale più domestico e più stupido che c'è. Alà, muallimu qaridi. الجبل في جبلي السلام عليكم عليكي أنا نسكن. Grazie, era il 1980 quando Franco Battiato incideva Arabian Song. La traduzione di queste parole, le parole arabe cantate da Battiato, ha detto il maestro del villaggio, è stata la montagna nella montagna. La pace sia su di voi e su di te in cui io adesso abito. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Volevo chiedere innanzitutto le telefonate sono libere o sull'argomento? No, sono libere, prego. Ok, allora siccome io ce lo so ancora con i Notav, volevo aggiungere qualcos'altro. Prego. Allora, voglio ripetere che in merito, dico io, alle gravi violenze in Val di Susa commesse dai soliti Notav, sembra da notizia dei media, anche con l'aiuto di volonterosi internazionali. Mi sento obbligata, signor Tonino, di rimarcare l'imbarazzo che ho provato nel sentire quanto dichiarato, secondo me, dal sindaco di Torino. E cosa ha detto? Ha detto che la violenza è da condannare, però bisogna permettere la libertà di manifestare. Allora, signor Tonino, che una carica istituzionale così fortemente importante nella vita quotidiana del Paese, come quella del sindaco di Torino, giunga a paragonare, secondo me, la battaglia ingaggiata nel cantiere della TAV da centinaia di violenti alla libertà di manifestare, significa, sempre secondo me, che una importante forza politica del nostro Paese sta perdendo il senso dell'importanza di come va gestita la democrazia, con tutte le libertà e i doveri che ne derivano, cioè libertà di manifestare compresa, dico io. Allora, signor Tonino, mi permetto di rimarcare anche che tale violenza deriva, secondo me, dall'odio sociale che l'onorevole Appendino, che è stata ex sindaco di Torino e che ora siede nei banchi del Parlamento, seppure con una condanna pendente a suo tempo, ha seminato contro quest'opera, già a quell'epoca. Suo è stato l'ordine del giorno votato seppur con difficoltà in un consiglio comunale infuocato che esprimeva assoluta contrarietà alla TAV e da cui sono incominciati gli innumerevoli scontri con le forze dell'ordine che purtroppo continuano. Ecco, volevo rimarcare solo questo. Grazie. Con questo la saluto, signor Tonino. Grazie Lisetta, ma veramente i Notav c'erano già ben prima dell'Appendino, ma i 5 Stelle naturalmente hanno cavalcato questa ondata di protesta, siccome lo sappiamo che i Notav, o meglio i 5 Stelle sono no tutto. Io vi vorrei ricordare così incidentalmente che i 5 Stelle al Consiglio Comunale di Genova
ridacchiavano del ponte Morandi prima che crollasse, dicendo che tanto il ponte sarebbe durato per 100 anni perché gliel'aveva detto la società Autostrade, allora in mano ai Benetton, e per questo motivo si opponevano alla costruzione della cosiddetta Gronda Nord, cioè le gallerie che dovrebbero fare una sorta di tangenziale esterna alla città di Genova, smaltendo il traffico che va da Levante a Ponente e viceversa, e quindi liberando Genova di aggiuntivo traffico che si riversa sulle sue autostrade. Io vi vorrei ricordare anche questo incidentalmente, e ve lo ricordo per dirvi che cosa? Per dirvi che il diritto di protestare è un diritto certamente sacrosanto. Se però il diritto diventa distruggere qualsiasi cosa, causare danni per milioni di euro, allora lì quello è terrorismo. Non è assolutamente libertà di protesta, non è assolutamente manifestazione delle proprie idee, non è assolutamente niente di tutto questo. Aggiungerei un'altra cosa. Se un movimento del genere fosse stato sostenuto dal centrodestra, probabilmente oggi qualcuno invocherebbe i carri armati per le strade, un po' come fece la Repubblica Italiana nel 1970 a Reggio Calabria per cercare di domare la rivolta di Reggio che si sviluppò allora e che fu guidata da Ciccio Franco e qualcuno di voi se li ricorda, insieme ai cosiddetti boia chi molla. Ecco, io starei molto attento a dire che chi fa queste cose ha un legittimo diritto a protestare. No, chi fa queste cose è un terrorista, è un danneggiatore, deve rispondere con i propri beni dei danni che ha causato alla collettività, anche perché a causa di questa roba i cantieri ritardano. E quindi i tempi per costruire questa benedetta galleria Torino-Lione si allungano ancora di più. E francamente quest'Italia che dice no ha anche rotto le balle. Ha anche rotto le balle. Io vorrei trovare un imprenditore tra Veneto e Lombardia che dica no, non la voglio l'alta velocità da Milano a Venezia. Ne vorrei vedere uno nella faccia. Perché quella linea serve pure a lui, perché quella linea gli permette di far viaggiare le persone molto più rapidamente. Vedete, io ricordo questa protesta che veniva fatta dai 5 Stelle, Beppe Grillo che diceva ma non devono viaggiare le merci, devono viaggiare le ricette. Che significa? Perché no, come frase rimbomba abbastanza bene, insomma, ti dà un certo allure, un certo tono. Però vedete, se uno va a scavare sotto questa frase, ci trova l'inghippo. Spiego meglio. Devono viaggiare le ricette, non devono viaggiare le merci, quindi non serve la galleria Torino-Lione, l'alta velocità Torino-Lione non serve, la TAV non serve, non serve il ponte sullo stretto, tutte queste uscite. Allora, se devono viaggiare le ricette, tu stai dicendo che quindi la mozzarella di bufala campana fatta a Caserta, la zizzona di Battipaglia che ha un sapore straordinario, il grana padano, il parmigiano reggiano, il prosciutto San Daniele lo fanno nel Friuli Venezia Giulia, che io sappia. Se non l'hanno spostato, il Friuli Venezia Giulia è ancora nel nord-est dell'Italia. Il prosciutto di Parma, il culatello, il pane di Altamura, scegliete voi una prelibatezza del genere. Qual è la loro forza? È che questo prodotto viene venduto fisicamente all'estero. Se tu dici devono viaggiare le ricette, tu stai dicendo che l'Italian Sounding, una truffa che vale milioni e milioni di euro, anzi miliardi di euro, una truffa che leva lavoro ai dipendenti italiani, ai caseifici italiani, ai salumifici italiani, ai consorzi italiani, beh, l'Italian Sounding è giusto, perché tanto se deve viaggiare la ricetta, che problema c'è? Il consorzio della mortadella di Bologna piglia, fa un'email, la spedisce alla ditta Jack Brafars nel Wisconsin e gli scrive questa è la ricetta della mortadella di Bologna, fatela lì. E poi la vendi come mortadella di Bologna.
Mi pare giusto, no? Devono viaggiare le ricette, non i beni. Ecco, e nel frattempo, mentre gira l'Italian Sounding, che leva lavoro e leva qualità, anche qualità percepita al prodotto italiano, nel frattempo però così almeno uno non buca la montagna e non facciamo l'alta velocità, non facciamo questo, non facciamo quello e non facciamo quell'altro. Vi piace questo? Vi piace così? Vi piace stare in coda sotto il sole a Villa San Giovanni? Anzi, tra qualche giorno lo farete a Messina, perché oggi è giovedì 13 di agosto, dopo Ferragosto cominciano i rientri. Vi piacerà stare nel piazzale dei traghetti privati o di quelli delle Ferrovie dello Stato ad aspettare in coda sotto il sole con 40 gradi per prendere la nave e traghettare dall'altro lato? Vi piacerà farvi 45 minuti perché magari sbaglierete oppure direte vabbè ci buttiamo su Tre Mestieri che viaggiando solo i camion da lì capace troviamo un po' meno folla. Ecco, vi piacerà farvi 45 minuti di zattera per arrivare fino a Villa San Giovanni? Vi piacerà questo? Mm? O sarà meglio invece magari fare un bel ponte e di minuti mettercene 10 senza fare code? Però il ponte fa ridere. Il ponte fa ridere perché lo propone Salvini, che è brutto, sporco e cattivo. Quando nel 1997 lo proponeva il governo Prodi, lì invece andava bene, bisognava farlo al più presto il ponte, perché serviva per il futuro e lo sviluppo del meridione d'Italia. E poi io devo vedere un'incredibile manifestazione in cui c'è una tizia che con la più serena convinzione del mondo si permette di dire che il ponte è un atto di colonialismo del nord verso il sud. Ora, so che non è fine quello che sto per dire, ma posso porgere questa domanda? Ma che cazzo vuol dire sta frase? Il ponte è atto di colonialismo del nord verso il sud? Signorina, mi perdoni, ma quale sarebbe l'atto di colonialismo? La costruzione di un ponte che colleghi Palermo con Berlino? Perché questa è la strada, è l'asse viario europeo che deve collegare Palermo con Berlino. Un ponte che presenterebbe al mondo, offrirebbe al mondo il meglio di quello che è WeBuild, che a sua volta è la crème della crème dell'ingegneria italiana, che all'estero fa strage ovunque, prende i migliori appalti perché i nostri ingegneri sono i migliori al mondo. Un ponte che sarebbe una delle meraviglie del mondo moderno, che verrebbero a vedere da tutte le parti del mondo. Questo sarebbe un atto di colonialismo. Atto di colonialismo cosa? Dare lavoro per costruire? Dare lavoro alle agenzie anche del nord. Pensate, il ponte Spalassà sull'autostrada Salerno-Reggio, che era il secondo ponte più alto d'Europa, ora è diventato il terzo da quando c'è il Viaduc du Millau in Francia, aperto nel 2006. Beh, il ponte Spalassà, sapete chi è che ha costruito tutto il ponte che è fatto d'acciaio? Ed è un gigante che ha una caduta libera dal piano stradale di qualcosa come 250 metri? L'Abbadoni di Lecco. Lecco, mi pare che ancora stamattina stava in Lombardia davanti al lago di Como, se non l'hanno spostata. L'Abbadoni di Lecco. Ebbene sì. Il ponte Sfalassà è in realtà un ponte nato a Lecco e montato in un vallone vicino Bagnara Calabra. E così anche il Ponte Italia che ha visto, se non sbaglio l'ha fatto la società conduttura, non vorrei sbagliarmi, anche quello che era il ponte più alto d'Europa, 264-265 metri di caduta libera. Perché? Perché queste cose non erano un atto di feudalesimo verso, un atto di colonialismo del nord verso il sud, ma era il modo per liberare una regione che era considerata, prima della fine dei lavori di costruzione dell'autostrada nel 74, la terza isola italiana, la Calabria, per rompere l'isolamento della Calabria. Tra l'altro a quel tempo, quando si facevano le inaugurazioni, che veniva l'allora ministro dei trasporti, dei lavori pubblici, Giacomo Mancini, che era cosentino e socialista,
Beh, la gente gli batteva le mani, non gli gridava che stavano facendo un atto di colonialismo del nord verso il sud. Poi possiamo discutere sul tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio, per carità, che Dio ce ne scampa e libera d'inverno, anche se ora, grazie a tutti i lavori che sono stati fatti per ricostruirla, è tutt'altra roba rispetto all'opera che venne fatta negli anni 60-70. Però nessuno a quel tempo si sognava di dire un atto di colonialismo del nord verso il sud. Assolutamente no. Ecco, quando si arriva a ridurre la costruzione del ponte sullo stretto, anzi a gabellare la costruzione del ponte sullo stretto, come atto di colonialismo del nord verso il sud, vuol dire che ormai abbiamo perso completamente di mira quali sono gli obiettivi di sviluppo del meridione d'Italia, che non sono gli obiettivi di sviluppo di cui si discute a pranzo, a Natale, a Pasqua o come sarà tra poco alla mangiata di Ferragosto, quando si dice la solita stronzata, qua vivremmo tutti di turismo. Perché non è vero, non si vive di turismo, il turismo non genera tutto questo PIL, e mi spiace dirvelo, ma è così. È l'agricoltura avanzata, l'industria che generano PIL. Il turismo non ha tutto questo impatto sull'economia locale. E quindi? E quindi che facciamo? Facciamo che un ponte diventa atto di colonialismo dal nord verso il sud. Perché? Perché lo propone un tizio nato a Milano. Questo è il suo grave peccato originale. Se sua madre l'avesse partorito a Napoli o a Reggio Calabria, allora magari non era un atto come si dice, di colonialismo dal nord verso il sud. Io lo stretto l'ho attraversato in tutte le condizioni. Se vi capita, andate in questi giorni a farvi 2 o 3 ore sotto al sole in attesa che arrivi la nave e possiate traghettare. Poi vediamo se non diventate sì ponte pure voi. Poi lo vediamo. Il resto sono tutte chiacchiere e tabacchiere di legno, dicono dalle mie parti, o il video ridicolo che fece una volta l'Ashline, una che evidentemente era la prima volta che pigliava il traghetto da quelle parti, che si presentò in bassa stagione quando agli imbarcaderi c'è poco o nessuno, e disse, avete visto, in 20 minuti io ho attraversato lo stretto. E ridi in faccia a sta pipa, avrebbe detto Totò, già che ci siamo. Carelli. Per cui questa è la situazione. Ok? Io non ho altro da aggiungere alle 12:51 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà e lascio a voi le valutazioni del caso al 340-670-9659 se avete voglia di intervenire e naturalmente commentare anche questo. Andiamo a vedere adesso la DN Cronos. La DN Cronos apre anch'essa con la rissa tra giovani in piazza Trani, 18enne morto accoltellato, confessa 17enne. Attentato a Ranucci, la Procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari per la Vitola, la richiesta dell'attenuazione della misura da parte del difensore dell'ex editore e imprenditore, ritenendo che non sussistano il pericolo di fuga e l'inquinamento probatorio. L'ultima parola sulla decisione spetterà al GIP. Ancora. Trentenne spara alla ex, tenta il suicidio a Mongrassano, ricoverati in gravi condizioni. È successo in provincia di Cosenza nelle prime ore del mattino, indagini in corso. Intanto diamo il benvenuto alla nostra Natalia che prende adesso il comando. Come vedete siamo in orario, facciamo il cambio dei macchinisti e naturalmente noi alle 13 faremo comunque una pausa, vi manderemo in onda una replica di A Berlino tutto bene con il nostro Roberto Giardina, non c'è il TG di Radio Libertà, ma riempiremo questo spazio per darvi, diciamo così, una rinfrescata alla situazione che c'è in Germania. Cisgiordania. I coloni assediano le case palestinesi a Qusra, l'ambasciatore Huckabee
dice che è un atto di terrorismo, l'esercito israeliano evacua i palestinesi di Qusra, l'ambasciatore USA accusa, le azioni sono disgustose. A Catania l'Etna continua ad eruttare, aeroporto chiuso fino alle 2 di venerdì, riprotetti 50 voli tra Palermo, Trapani, Comiso, sospesi tutti i voli in arrivo e partenza da e per Catania, secondo l'ultimo comunicato SAC. L'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, persiste a intensità variabile l'attività esplosiva nel cratere voragine, sì, dell'altro ieri, Natale, dell'altro ieri, non sono stato preciso. Cosa dice quindi l'INGV? L'attività dell'Etna è sostenuta e abbastanza stabile, non consente di fare previsioni su eventuali evoluzioni. A parlare con l'ADN Cronos il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, Salvatore Gambino. Siamo arrivati al 7° giorno di attività vulcanica, è un'attività abbastanza sostenuta e complessa, spiega. Abbiamo sia un'attività al cratere sommitale di voragine, con fuoriuscita di cenere e attività stromboliana molto forte che volge a Fontana, sia un complesso campo lavico che viene fuori da ben 4 bocche attive che si trovano nella Valle del Bove. Un'attività complessa che, sottolinea il direttore, questi ultimi giorni non ha dato indicazione di regressione ed è abbastanza stabile. Quanto può durare non è facile saperlo. Profanamente possiamo dire che non avanza né arretra. Noi diamo una comunicazione sulla presenza della cenere in atmosfera, ma è soprattutto la direzione dei venti a determinare le problematiche in aeroporto, spiega Gambino. In questo momento spirano da sud-sud-ovest e questo crea problemi al traffico aereo. Per oggi non sono previsti cambiamenti né nella portata dell'attività del vulcano né sulla direzione dei venti. Quindi le possibilità che lo scalo catanese di Fontana Rossa possa tornare operativo sono davvero minime, anticipa, e infatti oggi diciamo così, fino alle 2 lo scalo di Fontana Rossa sarà, ahimè, fermo. Ecco qua. Nel frattempo noi continuiamo a vedere che altro c'è. Ieri si sono aperte altre 2 bocche, una a quota 1900 metri, una a 2090, sempre all'interno della Valle del Bove. Entrambe partecipano all'attività del campo largo, che attualmente a quota 1360, ma comunque, precisano dall'osservatorio etneo, sempre lontano dai centri urbani, per cui non si registrano pericoli. Insomma, l'Etna alza la voce, ma per l'INGV rientra in quello che ci si può aspettare da un vulcano attivo. Quello a cui stiamo assistendo fa parte delle caratteristiche dell'Etna, è un po' più complessa di quelle che abbiamo registrato negli ultimi anni, ma qualcosa di simile era già avvenuto negli anni 70. Non è un'attività che desta preoccupazione. Ma adesso a Berlino, tutto bene con l'immenso Roberto Giardina. Vai pure Natalia, grazie. E allora l'immenso Roberto Giardina, peraltro con una temperatura, pensate, di ben, io non ho manco il coraggio di dirlo, 19 gradi, signori, mi parla per questo nostro ultimo appuntamento qui su Radio Libertà con a Berlino. Tutto bene? Io ti voglio ringraziare come sempre, Roberto, perché sei, oltre che uno splendido professionista, soprattutto uno squisito signore di un'eleganza che non si usa più. E ti posso garantire che a me, per quanto riguarda la mia persona, fa sempre bene parlare con delle persone ben più civili di me. Quindi ti ringrazio anche per queste lezioni di stile che mi hai dato. No, perché io ti ringrazio dei complimenti che spero di meritare, ma ne dubito, e non sono più signori di te, per carità. Siamo tutti meridionali noi e quindi abbiamo un'altra tradizione, insomma. Decisamente. Senti, se vuoi, insomma, introduciamo il primo argomento di quest'oggi, scendiamo a cose un pochettino più basse, perché ahimè, insomma, qua sta crisi di Ceuta ha fatto rasentare una crisi tra Italia e Germania, ma ora Merz che cosa vuole? Ci vuole bagnare pure lui il pane nella polemica tra Italia e Spagna? Che sta succedendo, scusa? Ma in realtà non è che Merz entra nella polemica tra la Meloni, perché
si reagisce sempre per motivi interni. Si vota in 3 regioni, cioè in 2 regioni dell'est e anche a Berlino in settembre, che è una città-stato, quindi le sue elezioni hanno un valore, diciamo, nazionale, e le cose per il partito di Merz, i cristiano-democratici, sono messe molto male. E quindi uno dei punti centrali è questa immigrazione incontrollata. E lui reagisce dicendo: adesso rimando dei profughi che sono arrivati in Germania illegalmente, in Grecia e in Italia. Però la situazione in pratica è molto diversa. Cioè, poi lui nell'ultimo anno, nel 2025, la Germania ha cercato di rimandare indietro 35.900 profughi, e in realtà per vari problemi burocratici, opposizione dei paesi in cui dovevano tornare, sono state realizzate soltanto 5.700 espulsioni, quindi diciamo il 15%, e quindi andrà a finire anche così per quanto riguarda l'Italia, insomma. Certo. Ecco, ma quindi insomma qua si tratta solo ogni volta di fare che chi grida più forte la vacca è sua, funziona così? Sì, diciamo che adesso il punto centrale è di una profuga somala che è arrivata in Germania il 22 marzo e che i tedeschi già da alcuni giorni, quindi forse anche prima, adesso le date non vengono comunicate, ma forse prima anche di Ceuta, era stata espulsa in Italia. L'Italia non ha risposto nei termini prescritti, e quindi Kitachia acconsente praticamente questa giovane dovrebbe tornare in Italia. Che poi ci torni è un punto interrogativo, perché poi lo ribadisco sempre, la Germania è uno Stato federale e ogni regione ragiona a modo suo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per esempio a Colonia, che è in Nord Rhenania-Westfalia, 500 espulsioni non sono state approvate dal governo locale. Quindi dove governa ancora, diciamo, il Partito Socialdemocratico, oppure ci sono nel governo regionale anche i Verdi o anche la Link, ognuno reagisce alla sua maniera. Mamma mia, che nazione. Senti, ma alla fine della fiera come pensi che si risolverà questa vicenda tra Italia e Germania? Perché cioè, stupisce che siamo 2 governi conservatori e però, cioè, passate le elezioni, Gabbato lo santo, e quindi non c'è più l'emergenza dei dublinanti. Sì. No, anche perché io ho letto che il Consiglio dell'Unione Europea ha dimostrato la sua solidarietà con Sanchez, ma sono tutti comunemente preoccupati. La Germania ha raddoppiato i controlli alle frontiere, perché naturalmente tutti si meravigliano che gli spagnoli non si siano accorti di quanto stava accadendo in Marocco. Cioè, se arrivano 60-70 mila profughi, non è che da un giorno all'altro partono, quindi ci deve essere qualche segnale. Non se ne sono accorti. Poi a Ceuta sono rimasti da 1.100 a 1.500 minori, e questi minori la Spagna non li può rimandare indietro. Però molte regioni, come la Catalogna, per esempio, anche la Spagna ha un sistema quasi non proprio identico alla Germania, ma i poteri locali sono molto forti. La Catalogna ha detto che non vuole più avere un profugo sul suo territorio. Quindi sono complicazioni europee molto complesse che poi non riguardano soltanto la Meloni, Sanchez e Merz.
Certo, mi sembra abbastanza chiaro. È la signora von der Leyen che incidentalmente è tedesca in tutto questo? Come hai detto, scusa che non era disturbato? Dico, la signora von der Leyen che incidentalmente in tutto questo è anche tedesca? Ma von der Leyen così, è molto criticata anche in Germania. Doveva essere la successora della Merkel, e poi in realtà fece così, diciamo, confusione quando era ministro della difesa, non perché sia una donna, ma tutti i ministri della difesa sono civili, non capiscono niente di armi, quindi combinano pasticci, e lei la mandò in Europa, la Merkel la mandò in Europa, come facciamo anche gli italiani, che i politici che un po' falliti o che sono scomodi vengono mandati a Bruxelles. A Bruxelles ha toppato fino adesso, insomma, quindi in realtà Merz non rispetta, Merz non la sopporta da sempre, e non da oggi ma da 15 anni, e quindi in realtà non tiene conto di quella che dice Uso. Chiaro. Senti, ma in tutto questo succede che a Berlino ci potrebbe essere l'elezione di una sindachessa di origini turche dalla pelle scura, e potrebbe essere un'elezione al sapore di Induja, o sbaglio? Che c'entra qua tra Calabria, Turchia? Hai ragione, perché diciamo che un terzo degli abitanti di Berlino, sono quasi 4 milioni adesso, ha radici straniere, come me, però io non avendo chiesto il passaporto tedesco, perché non so cosa farmene, sono cittadino europeo, ho gli stessi diritti dei tedeschi, io non posso votare per il primo borgomastro di Berlino, perché sarebbe un voto dal valore nazionale, dato che Berlino è una città-stato, ma posso votare per il mio, diciamo, quartiere che ha 350.000 abitanti, quindi diciamo che quasi sono gli abitanti di Firenze, se non ricordo male, e quindi però sinceramente non saprei per chi votare, però il voto sarà deciso, diciamo, forse da noi berlinesi, però anche con radici, diciamo, di straniere, perché i turchi sono 200.000 a Berlino, quasi tutti con doppio passaporto, quindi il loro voto sarà decisivo. E questa signora turca che ha 45 anni, ha studiato, è figlia di un medico emigrato in Germania nel 1980 per ragioni politiche, quindi era un immigrato, però diciamo non di quelli che sono costretti poi a lavorare in una catena di montaggio, e il capo della Link, cioè il partito di estrema sinistra però nazionale, è Luigi Pantisano, che è nato nel Baden-Württemberg, cioè al sud, che sarebbe la sveglia dei nostri libri di scuola, è tedesco ed è, diciamo, appartiene alla sinistra dell'estrema sinistra, e lui è il capo della Link e influirà sulle elezioni di Berlino. Ha dato un'intervista di mezz'ora a domenica, queste sono interviste estive al telegiornale, dicendo che lui, nonostante tutto, nonostante sia consigli di cristiano-democratici troppo conservatori, in caso di necessità voterà insieme alla CDU di Merz per impedire all'AfD, partito dell'estrema destra, di giungere al potere in Sassonia-Anhalt, il land dell'est in cui si voterà a settembre. Forse tutto questo è molto complicato da spiegare in poche parole, però in realtà la situazione politica tedesca va assomigliando sempre di più a quella italiana, in cui alla fine i giochi cambiano continuamente. Decisamente. Guarda, veramente sempre più sorprendente. Senti, ma in tutto questo però la politica continua, e c'è sempre lì l'AfD che tra l'altro continua a crescere nei sondaggi. Ecco, per esempio, io stamattina nella rassegna stampa leggevo
che in Spagna il PP e Vox, se si alleassero assieme, avrebbero già la maggioranza qualificata per distruggere, per surclassare il partito socialista spagnolo, che è sceso al 25%. E io non oso immaginare se l'AfD si alleasse per esempio con la CDU-CSU a che numeri bulgari arriverebbero in Parlamento. Ci sono delle proiezioni così, i tedeschi ne fanno su qualsiasi cosa. Sì, ci sono queste proiezioni, perché diciamo che oggi come oggi oltre la metà dei tedeschi ha un voto conservatore, centrodestra, centro ma estrema destra, insomma, perché poi si fa confusione. Io vedo che in Italia molti dicono gli elettori dell'AfD sono tutti neonazisti e razzisti. In realtà è solo il 20% di estremisti, che è una percentuale uguale in tutta Europa, dall'Inghilterra alla Francia, alla Spagna, all'Italia, insomma, i veri estremisti. Gli altri sono gente che è delusa e spaventata da quello che combinano i vecchi partiti democratici, perché i socialdemocratici alleati dei cristiano-democratici hanno presentato un piano di riforme che fra aumenti dei contributi per le pensioni e per la sanità e poi sconti fiscali, cambiamenti delle tasse, quindi alla fine quelli che vengono stangati sono quelli che hanno cominciato ad avere uno stipendio da 3.000 euro lordi al mese, ma 3.000 euro lordi al mese, dato che in Germania il lordo comprende anche le trattenute per la sanità e per la pensione, scendono a poco più di 2.000 euro per chi è scapolo, e quindi se paga anche l'affitto se la cava appena per campare e viene considerato un contribuente benestante, e colpiscono il ceto medio, e questi hanno figli, devono pagare un affitto, e quindi alla fine si arrabbiano anche contro gli immigrati che hanno contributi per miliardi. Soltanto quelli che hanno il reddito di cittadinanza, anche se non sono ancora accettati a tutti gli effetti in Germania, arrivano a 50 miliardi di euro all'anno, e quasi il 60% finisce agli immigrati, e quindi si arrabbiano e votano a destra. Certo, indubbiamente. Senti, però io qui internazionale che parla di tale Naomi Seibt, una autodichiaratasi libertaria e supporter dell'Alternative für Deutschland, che ha detto ad Handelsblatt di aver fatto richiesta, secondo un programma del Dipartimento di Stato, per ottenere dei fondi che serviranno ad appoggiare delle organizzazioni europee concentrate su temi quali la libertà di parola, il sovranismo e l'impatto della migrazione. La Seibt ha detto sempre ad Handelsblatt che al momento si sta aspettando una decisione sulla domanda che lei ha presentato. Questa tizia, tra l'altro, è stata spesso e volentieri incensata da Elon Musk, altro grande paladino della libertà di parola, e il Dipartimento di Stato dice che non commenta sul suo processo di decision making, ma ha aggiunto che la sua programmazione appoggia gli alleati europei nella difesa della loro self-confidence sulla civiltà e sulla sovranità, e li difende da quelli che cercano di minare tutto questo. Questa 25enne, tra l'altro, pianifica di lanciare un network chiamato Libertà, cioè alleanza per la libertà dell'Occidente, incluso un canale di social media, e in cooperazione con degli avvocati che sono coinvolti in casi di libertà di parola, testate media alternative e istituti di sondaggi. Questa site è diventata famosa come scettica del clima, e più tardi è diventata uno dei commentatori tedeschi con cui Musk molto spesso ha avuto degli scambi sulla sua piattaforma mediatica X. Secondo questo report, tra l'altro, la Seibt ha anche chiesto asilo politico l'anno scorso in America. Non mi pare che siamo di nuovo al tempo di quello coi baffetti che comandava a Berlino, scusami, perché se questa ha posto domanda
di asilo politico in America, allora tu che ci stai da 50 anni dobbiamo mandare l'esercito a liberarti. Che succede? Ma chi è sta tizia? È una bella battuta. Il maschio naturalmente fa un sacco di confusione, ma anche qui, per esempio, la sua Tesla ha aperto uno stabilimento in Germania, ma va malissimo, insomma, quindi in realtà è chiaro che tu trovi sempre qualcuno che dice qualcosa e fai anche questo. Se tu dai molta importanza a questa giovane di 25 anni, non perché sia giovane, ma perché è estremista fra gli estremisti, dai un'immagine forse poi distorta di com'è la situazione. Tu puoi sempre, è il nostro mestiere, se scegli i dati che ti interessano puoi arrivare a qualsiasi idea, confermare qualsiasi. E quindi diciamo che sì, questo crea confusione e non di più, però in base ai sondaggi il 60% dei tedeschi si sente meno libero oggi di dire quello che pensa, e diciamo che anch'io, non come tedesco ma come italiano e tutto, sono prudente quando devo dire qualcosa, perché se dico che bisogna finire la guerra in Ucraina e a tutti i costi, divento pacifista e quindi automaticamente mi danno del filo putiniano, mi chiamano pacifinto. Io sono pacifista ma non sono pacifico. Se uno io generalmente in realtà sono piuttosto collerico, quindi non sono pacifista, però penso che come giornalista mi ripugna a dire bisogna continuare a combattere. Io sto tranquillo qui nel mio piccolo studio e gli altri muoiono, quindi posso dire quello che penso. Poi diciamo se uno ha qualche dubbio sul clima, il clima cambia, ma il clima cambia sempre. Diciamo le Madonie, le montagne al centro della Sicilia, quando io andavo così ragazzo nei sentieri, trovavo conchiglie fossili a 800 metri d'altezza. Certo. Millenni di anni fa o centinaia di migliaia di anni fa saranno state sott'acqua. Prima o poi, fra 500.000 di anni, la Sicilia sarà diventato un isolotto in mezzo al Mediterraneo cresciuto di 10 metri, non lo so. Quindi però è chiaro che noi inquiniamo, ma l'inquinamento non è l'unico fattore decisivo per quello che sta succedendo. Così non lo dico io, lo leggo che molti scienziati dicono questo. Se tu diventi subito uno scettico che sei contro il vaccino, contro il clima, sei putiniano, e quindi se tu parli con gli amici a un certo punto preferisci stare zitto. Decisamente. Senti, dimmi pure. No, sto dicendo anche adesso è stato trovato un drone carico di esplosivo che sì, quella Lipsia a piedi camminava sulla pista dell'aeroporto di Lipsia e così l'autista di un bus se ne è accorto a mezzanotte, gli ha dato un calcio e l'ha messo fuori combattimento. Adesso anche il ministro degli interni tedesco parla di forze straniere, non osa dire Putin. È chiaro che tutti pensano a forze straniere, non sarà la Mongolia, è la Russia, certo. Però le prove non ci sono di tutto questo, quindi diciamo io non sono complottista, ma molti tedeschi pensano chissà chi l'ha messo. Quindi però uno ha il diritto di avere tutti i dubbi che vuole. Invece diciamo, se uno comincia ad avere qualche timore che perde gli amici, che in ufficio lo guardano male, sta zitto. Mi pare chiaro, mi pare proprio chiaro. Senti, in tutto questo sto leggendo la Deutsche Welle che ha scritto alla fine di luglio il tributo di vittime alle ondate di caldo in Germania tocca quota 10.000. Il tributo del 2026 ha già sorpassato qualunque totale annuale dal 2016 e ci si attende che questo valore salga nel momento in cui delle altre temperature molto più calde prenderanno il sopravvento. Almeno 10.000 persone sono morte in connessione con le temperature molto elevate in Germania quest'anno, molte di più rispetto a ogni anno completo dal 2016. Queste sono delle stime del Robert Koch Institute. L'istituto stima che 9.800 morti correlate al caldo tra l'inizio di aprile e il 19 di luglio. Il valore precedente del decennio scorso è stato di circa 9.000 nel 2018.
Più di 5.000 delle morti di quest'anno sono collegate all'intensa ondata di caldo della seconda metà di giugno, quando le temperature hanno toccato 42 gradi Celsius in alcune aree. Il servizio climatico dell'Unione Europea Copernico dice che giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale. L'ufficio statistico federale tedesco riferisce che le morti nella settimana dal 22 al 28 giugno sono state del 32% più alte dello stesso periodo l'anno scorso. L'istituto Koch attribuisce almeno 5.100 morti durante tale periodo al calore, alle temperature eccessive. Tu che ne pensi? Ma intanto, appunto, come dici tu, i dati, si teme che i morti siano saliti. Infatti l'ultimo dato di ieri è che in Germania sono morti 11.900 persone per l'eccessivo calore, e anche, dipende anche dal fatto che qui non esiste l'aria condizionata. Io abito in un palazzo che della fine dell'Ottocento, c'è le mura spesse quasi un metro e sto fresco, ma non ho l'aria condizionata. A Roma ho l'aria condizionata che uso poco, perché non bisogna esagerare, non per il conto della luce elettrica, ma se esageri con la temperatura poi non fa bene alla salute. Ma qui non c'è aria condizionata negli ospedali, non c'è nelle residenze per anziani e non c'è aria condizionata negli autobus, nella metropolitana, se non in alcune vetture, e quindi questo ha contribuito a provocare dei morti. E poi la situazione qui è pesante anche dal punto di vista, molti trasporti avvengono via fiume, lungo l'Elba e lungo il Reno. Il Reno è in secca, in certi punti le chiatte navigano su 30 centimetri d'acqua prima di toccare il fondo, e sono chiatte enormi con 5 piani di container, quindi devono avere meno carico o devono fermarsi. Adesso si teme che addirittura il Reno venga interrotto in due, cioè le chiatte possono arrivare fino a Magonza, diciamo a centinaia di chilometri dal mare del nord, e poi proseguire da Colonia fino in Olanda, e quindi la situazione è drammatica. Hanno autorizzato sabato e domenica i camionisti a girare anche al weekend, creando addirittura nuove code chilometriche, perché si tornava dalle vacanze. Quindi tutto, naturalmente, questo provoca l'aumento del prezzo dei generi alimentari, di tutte le merci che vengono trasportate via fiume, e questo crea ancora più timore per l'autunno. Decisamente. E senti, un'ultima cosa che mi colpisce molto, la leggo su politico.eu. I commentatori tedeschi lo chiamano un miracolo moderno, cioè centinaia di migliaia di fedeli nel paese abbandonano le loro chiese ogni anno, i soldi però continuano ad affluire. Almeno 660.000 persone hanno lasciato formalmente le chiese cattoliche e protestanti nel 2025, liberandole da una tassa liberandosi automaticamente di una tassa che viene caricata ai membri registrati come una quota della loro tassa sulle entrate, immagino sia l'IRPEF. Malgrado l'esodo, le due istituzioni hanno raccolto più di 12 miliardi e mezzo attraverso la tassa sulle chiese per l'anno fiscale 2025, un valore più alto dei 12,4 miliardi del 24. Il miracolo apparente ha una chiara spiegazione, cioè l'aumento degli stipendi e il sistema progressivo tedesco rappresentano che il gregge sempre più ridotto paga però di più. In prima battuta questo sviluppo sembra essere contraddittorio, dice un portavoce della Chiesa Evangelica in Germania, l'organizzazione che rappresenta tutte le chiese regionali protestanti del paese. La ragione è che la tassa sulla chiesa è calcolata sull'IRPEF del singolo. I membri delle chiese tedesche, cattoliche e protestanti, e anche alcune comunità ebraiche,
pagano questa tassa religiosa aggiuntiva che equivale all'8 o 9% del loro imponibile IRPEF, anche se non vanno a messa o non vanno a seguire il sermone in sinagoga. Nel 2021, nell'ultimo anno per cui ci sono dei dati, diciamo così, reperibili, oltre 29 milioni di persone hanno pagato la tassa sulla Chiesa in Germania, rappresentando quasi la metà di tutte le entrate dei contribuenti della più grande economia europea. Cavolo, ma che sta succedendo anche qui? La Germania è un paese ateo, mi pare strano. No, non è un paese ateo, però diciamo che nell'ex Germania Est la percentuale di atei, grazie anche al regime comunista, era il più alto del mondo. Sì. Però va spiegato bene, perché in Italia uno paga una parte alle chiese che indica alle associazioni che vuole delle tasse che già pagherebbe. In Germania, come hai detto tu, si paghi in più. L'8-9% in alcuni rari, dipende anche lì dalla regione, in alcuni arrivi a pagare solo il 6%, ma è notevole perché man mano che aumentano il costo della vita e tutto, quindi alcuni escono dalle chiese solo per motivi economici, non perché sono scettici. Bisogna anche dire che tu, se esci da una chiesa, e devi farlo per iscritto, dicendo non appartengo più a nessuna confessione religiosa, perdi ogni diritto a usufruire dei servizi del pastore protestante o del parroco cattolico, cioè non puoi fare battezzare i figli, non ti sposi in chiesa, questo è triste dirlo, non hai diritto all'estrema unzione, e quindi molti finiscono, la Chiesa è anche un centro sociale. Io ho una chiesa protestante proprio che risale alla fine del Settecento addirittura, che è una chiesa di campagna, adesso è in pieno centro di Berlino, che è evangelica, e questi hanno l'asilo infantile, fanno dei concerti molto belli anche di organo, oppure anche di pianoforte, quindi per esempio il pastore protestante solitamente ha un partner, ha una moglie, no? Può essere anche un compagno, può essere il pastore che è eletto dalla comunità, può presentare il suo compagno uomo se è omosessuale, oppure ci sono molti anche pastori e donne, e presenta la sua compagna, e la comunità dice sì, va bene, o dice no, ma dicono sempre che va bene. Io però ho parlato una volta con il prete della comunità italiana a Berlino, che era molto simpatico, che andava vestito in jeans e maglione, e lui ha detto: ma io, quando viene un fedele a chiedermi qualcosa, non gli chiedo di dimostrare che ha pagato le tasse, a me non interessa. Quindi poi la Chiesa, anche diciamo che quella cattolica almeno, poi è molto utile. Sì, appunto, anche perché, sai, questo io lo ricordo quando studiavamo canonico all'università, c'era sempre questo momento divertente, perché appunto il professor Feliciani, che voglio salutare, grandissimo canonista, ci spiegava che in Italia stavano nascendo tutti questi gruppi per lo sbattezzo. Scusa un attimo, possiamo un secondo solo? Sì, certo. Ecco, appunto, questi gruppi per lo sbattezzo che in Italia sorgono pure, però diritto canonico ci dice che il battesimo come sacramento è indelebile, quindi in realtà è soltanto questa cosa di cancellarsi dai registri alla parrocchia semplicemente a fini fiscali. Sì, questo, però qui ovviamente tu in Germania, che sono molto rigidi, se tu dici di non appartenere a una chiesa, poi non puoi chiedere di essere aiutato da questa chiesa, e dipende dal pastore o dal prete, quindi quindi è sempre un rapporto, diciamo, personale di volta in volta, ma io credo che la Chiesa si comporta in maniera molto, molto umana, più umana di quanto uno sospetti. Certo. Senti, per concludere, allora la domanda che ti pongo al solito: a Berlino tutto bene? A Berlino tutto bene, ormai qui, almeno a Berlino, perché qui le ferie cambiano da regione in regione, però da lunedì sono tutti tornati al lavoro e a scuola, e è come se fosse iniziato l'autunno. In realtà appunto le stagioni sono cambiate e siamo in piena estate. Evviva, immagino quanto saranno i ragazzini contenti di andare a scuola.
Immagino, vengano a vivere in Italia allora a questo punto. Va bene. Roberto, allora grazie e al piacere di ritrovarci presto. Grazie ancora. Grazie a te, Antonino. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Volevo fare una poesia che non parlasse che di te, con un pennello sopra i muri scritto avrei che cosa sei per me. Volevo dire per la strada a gente che non ride mai, che sei diversa e che sei vera e che col tempo tu non cambierai, ma tu non sei con me. Amore, 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 no. Amore, no. Amore, 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 no. Amore, no. Amore, 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 non si può. Volevo una fotografia dove si vede che sei tu e tappezzare tutti i muri in ogni via per dire a tutti che eri mia. Ma ho solamente una canzone fatta di notte in un portone, mentre ti ho vista come un ladro andare via con lui da casa mia e tu non sei più mia. Amore, 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 no. Buongiorno Antonino, a te la linea. Sì, Natalia, grazie, sei proprio forte, grazie. Allora, avete appena ascoltato Adriano Celentano con Amore No del 1979, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Capitaneria di Porto e adesso Repetita Juvent, diamo la parola alle 13:30 e 42 secondi alla nostra Suad Sbai. Ne abbiamo parlato ieri, ma è bene ripeterlo anche oggi, sui rischi dell'immigrazione, il caso Ceuta, e poi alla fine ci saluteremo con Gianna Nannini e Hey Bionda del 1988. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 8:30 l'ultima rassegna stampa e alle 12 per l'ultima puntata di Capitaneria di Porto. Grazie ancora e non dimenticate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. E allora è tornata a trovarci la nostra Suad Sbai, che voglio ringraziare ancora una volta. Vi ricordo che la nostra Suad è una collega, è giornalista, è onorevole ed è responsabile di 2 dipartimenti interni al partito della Lega. Il primo è
il Dipartimento Immigrazione e Integrazione, l'altro dipartimento è quello delle pari opportunità. E allora cominciamo innanzitutto con una cosa che mette assieme sia l'immigrazione che le pari opportunità. 20 anni dalla morte di Ina Salem, Suad, tu di questi drammi te ne sei occupata. Che cosa resta di Ina? Che cosa resta di questa storia? Che cosa abbiamo imparato e che cosa no? Ben trovata intanto. Grazie dell'invito, sempre un piacere parlare con voi. Che cosa è rimasto? È rimasto che intanto Hina non c'è più, come le tante Hine che hanno vissuto nel nostro paese, che poi hanno trovato la morte solo perché alla fine volevano essere libere. Cioè, alla fine che cosa è la libertà? È quella di avere un fidanzatino, quella di uscire con le amiche nel pomeriggio, andare a prendersi un caffè in giro con le amiche, quella di vestirsi con un jeans e una maglietta, e purtroppo hanno ritrovato la morte non nel Sri Lanka o nel Bangladesh, hanno ritrovato la morte nel nostro paese. Questo è il dramma che purtroppo una certa sinistra non riesce a capire o non vuole capire, fa finta di non capire, che alla fine sembrava, no, il loro tema, diritti delle donne, invece sono girati tutti da testa dall'altra parte. Io mi ricordo, perché siamo presentati anche parte civile, anche se non ci avevano accettati perché nel nostro statuto non era specifica la parte civile, e poi l'abbiamo messo e abbiamo seguito il processo fino alla Cassazione. Anche se qualche giudice ha voluto dare l'attenuante culturale, religioso ai genitori, e lì noi abbiamo fatto veramente un muro, una barricata per dire no, abbiamo convinto, insomma, tra virgolette, qualche giudice, e così è andata. Però come Hina ci sono tante Hine che hanno creduto nel nostro paese, hanno creduto nella libertà, e invece hanno trovato la morte, hanno trovato come Sanaa, come Sanadafali, come Saman, come sempre a Novellara, sempre nella Toscana, sempre a Bologna, sempre a Modena, sempre quella zona lì che troviamo un pensiero molto diciamo radicalizzato. Non generalizzo, ma è una realtà purtroppo. E come dicevo, come Hina ce ne sono state tantissime. Hina è l'acido nella ferita, cioè che uno pensa, no, di venire in Occidente e vivere la sua libertà, no, tranquillo, invece non è stato così. Come Rashida è una cosa che ancora non passa, diciamo, è la morte di Rashida. Ecco, vorrei ricordare all'ascoltatore che non conosce Rashida che viveva a Brescello, giusto perché puliva quella chiesa, forse voleva avvicinarsi, eppure è stata, ecco, condannata con una fatua da una certa comunità, e è stata uccisa poi del marito perché ha osato. E vorrei, ecco, ricordare anche Rashida è rimasta 55 giorni nell'obitorio. Quel corpo non lo voleva nessuno, non lo voleva certo chi l'ha uccisa, perché ha dato mandato, non lo voleva nemmeno
associazioni, non lo volevano neanche le associazioni, diciamo, italiane, di donne italiane, non lo voleva l'istituzione, non lo voleva. Il corpo è stato abbandonato totalmente, finché ecco, ricevette una telefonata da un carabiniere chiedendomi cosa facciamo da questo corpo lì. Mi è caduto tutto, pensavo che era uno scherzo, invece non era uno scherso. Rashid ha lasciato 2 bimbi piccoli e abbiamo combattuto finché rimanessero in Italia, e quel corpo poi è venuta questa mamma anzianissima del Marocco a recuperarlo. Abbiamo fatto tutta quella trafila allucinante, straziante. Perciò delle volte rimango allibita quando in Marocco ci sono associazioni di convertiti a altre religioni, compresa il cristianesimo, e invece nel nostro paese, che è l'Italia, che è il cuore dell'Occidente, il cuore della cristianità, vediamo morire perché si è fatta una scelta, e quella scelta l'ha pagata con la morte. E purtroppo ce ne sono tanti, e qui qualcuno deve mettere ordine a queste cose. Abbiamo, per carità, lavorato tanto per sensibilizzare, perché se no nessuno l'avrebbe saputo, né di Hina, né di Rashida, né di Saman. Invece hanno lasciato il segno, e questo deve, secondo me, le seconde generazioni devono andare a scuola a studiare queste tematiche, a studiare quello che è successo nel nostro paese, quello che succede nel nostro paese. Quelli che vogliono abbracciare lo Stato islamico andassero a vedere invece cosa succede nel nostro paese. Lo Stato islamico non ha nulla da dare a queste persone se non la morte. Ecco, tanto per chiarirci, il problema è che non se ne rendono assolutamente conto. Senti, ma cosa possiamo fare per far emergere queste donne, quest'Islam che invece vorrebbe vivere in pace senza fare attentati e semplicemente integrandosi nella nostra società? Non sarei clemente con nessuno, cioè chi ha scelto la radicalizzazione va mandato via a casa, o con il permesso, con la cittadinanza. A me porta poco, perché la cittadinanza non vuol dire che tu prendi la cittadinanza e devi rimanere tutta la vita con un pensiero molto radicale che abbraccia la morte e rimanere nel nostro paese. Secondo me l'integrazione non vuol dire che prendi una cittadinanza e sei integrato. L'integrazione è una cosa sacra, una cosa che va seguita, che va onorata, chi non la condivide e condivide altri pensieri, che è quello del male, e condivide rapporti con la jihad o con il pensiero jihadista che gli ha fuso il cervello a questi ragazzi, gliel'ha fuso proprio il cervello. Basta vedere il ragazzo di Modena che esce, prende la macchina e uccide chi uccide l'infedele. Sarebbe quello che gli ha dato la possibilità di vivere in questo paese, che l'ha cresciuto, l'ha mandato a scuola, l'ha mandato all'università, gli ha dato la libertà. Invece hanno fatto tanta di quella radicalizzazione anche tramite web, anche tramite moschee piccoli che tutti chiamano moschee fai da te, ma moschee fai da te non devono nemmeno esistere, cioè proprio non ci deve nemmeno essere proprio l'esistenza. O la moschea ha un suo imam che è andato a scuola, che abbraccia tutta la Costituzione e il rispetto di uguaglianza,
ok, ci sta, ma moschee fai da te, tanto per dire, cioè moschee fai da te, quelli vanno chiusi non oggi, 20 anni fa, senza ma, non c'è, non dobbiamo, ecco, barattare, che ne so, una questione che secondo me non deve nemmeno esistere. Il problema è che sono anni che combattiamo, ma rispetto della religione, la libertà religiosa, sì, ma questi non gli frega niente della libertà religiosa altrui, gli frega di abbracciare questo pensiero jihadista e uccidere l'infedele, quello italiano, quello occidentale, quello anche musulmano che non la pensa come loro. E questo secondo me non dobbiamo essere chiari. Io prima di dare un permesso di soggiorno, se non vai a scuola e non porti tua moglie a scuola e i tuoi figli a scuola, tu quel permesso non lo prendi. Prima di parlare di permesso a lungo termine, prima di parlare di cittadinanze, prima di parlare... Questa roba sono 25 anni che lo diciamo e lo ripetiamo. Io spero che, ecco, si sta facendo qualche cosa, lo vediamo, lo notiamo, ma bisogna essere ancora più... Ecco, io non voglio sentire questa parola, ma è fuori di testa. Fuori di testa di che? Uno che prende la macchina, uccide la gente, scende dalla macchina con tanto di coltello, di macete e voleva uccidere altri. Cioè, ma questo non merita di vivere in questo paese, ma secondo me è sbagliatissimo continuare a tutti quelli che prendono coltelli e chiamarli matti. E allora se sono tutti questi, sono tutti matti, allora bisogna cominciare anche nelle scuole a fare un screening su i ragazzi, chi è matto, chi non è matto, e seguirlo perché alla fine è una scusa, perché molti vanno dal psicologo un mese, un anno prima dell'attacco, e anche questo fa parte del progetto dei Fratelli Musulmani. Vanno dal psicologo per far capire che hanno un problema, in modo di attenuare la pena, oppure attenuarla, e questo non va bene. Tu puoi essere matto, puoi essere quello che ti pare, 30 anni di galera li devi fare, ma nel tuo paese. Esatto, sono pienamente d'accordo. A proposito di jihadismo, i servizi segreti spagnoli, quindi non proprio la bocciofila, dicono che tra quelli che sono arrivati a Ceuta molto probabilmente ci sono degli appartenenti alla jihad islamica. Addirittura la nostra Francesca Musacchio qualche giorno fa sul Tempo scriveva, e l'ho detto in trasmissione anche qui, scriveva che ci sono dei detenuti ex di Hamas che Israele ha espulso, si dovevano rilocare lungo tutta l'Africa del Nord, però invece hanno trovato in Ceuta la valvola di sfogo per poter raggiungere l'Europa. Ecco, Suad, ma che sta succedendo a Ceuta? Il Marocco fa davvero una guerra ibrida alla Spagna, come sostengono alcuni spagnoli? Ma intanto i jihadisti già ci sono in Italia, bisogna cominciare a pensare a quelli che ci sono e quelli che arriveranno, chiaro. Quelli che arriveranno già spergerli all'istante, non avere nessuna pietà su questo, però bisogna pensare a quelli che sono già nel nostro paese, quelli che minano, no? La tranquillità del nostro paese, quelli che portano avanti il progetto di radicalizzazione, di fratellanza musulmana, che vanno messi fuori legge da anni e ancora siamo timidi, diciamo, nel decidere di metterli fuori. Ce ne abbiamo tanti, ce ne abbiamo parecchi, ce ne abbiamo tanti nelle piccole moschee, ce l'abbiamo anche in alcuni giovani di seconda generazione, non parlerei di terza perché non siamo ancora alla terza,
siamo alla francese, e pensare di che cosa fare con questi qua, cioè nel senso riformare un po' la questione, portarli Sì, riportarli dove? No, intanto metterli in un qualche centro di rieducazione, cioè, centri di rieducazione sono importanti per vedere un po' chi sono i radicalizzati e quale livello di radicalizzazione. Perché io vorrei ricordare, mi sono occupata per 3 anni nella penitenziaria del tema radicalizzazione. Io vi assicuro, il radicalizzato non si deradicalizza. E l'abbiamo visto con quello che è andato a uccidere, è tornato a Berlino, è andato in Siria, è ritornato, messo in un centro di riabilitazione e tutto. La prima uscita cosa ha fatto? Ha preso il coltello e ha cominciato la macchina ha cominciato a uccidere le persone. Cioè io non e questo è un tema. Dobbiamo essere chiari, Antonino, su questo. Se non c'è un ufficio che si occupa solo di questo, non è che se ne devono occupare tanti e poi non se ne occupa nessuno. Serve un ufficio specifico sull'immigrazione e un ufficio sulla radicalizzazione. Tutti non possono occuparsene, perché si possono occupare per 1 mese, 2 e poi mollano. Questo è un tema che lo porteremo purtroppo per noi per tantissimi anni. Allora, per portarlo tantissimi anni servono degli esperti, gente che conosce il tema e un ufficio speciale, in modo di quando uno reagisce e dice ok, questa persona non avrà più la possibilità di radicalizzarsi. È un pericolo, sarà sempre un pericolo. Questa persona va riportata a casa, perché l'unica cura vera è quella di portarli a casa, perché lì si curano sicuramente, ma anche la casa dei genitori, perché se è quello di origine siriana va portato in Siria. Lui ci è andato tranquillamente da solo. Se c'è andato vuol dire che non era in pericolo, eppure c'è ritornato. Altre persone vanno riportati nel loro paese, perché lì si deradicalizzano. Questo l'abbiamo visto perché hanno un programma migliore del nostro, come il Marocco, come anche la Tunisia, che se ne occupano veramente della radicalizzazione. A Ceuta sì, passaggio è talmente ovvio. Il problema è Sanchez ha regolarizzato più di 600.000 e alcuni parlano anche di 1 milione di persone senza un lavoro. Cosa vuol dire? Questo è un danno che fa all'Europa. Vuol dire che chi governa la Spagna è contro tutto l'Occidente. Come si fa a regolarizzare senza un lavoro tutta quella gente e che sa che tanto quelli non rimangono nel suo paese, io li regolarizzo, tanto se ne vanno in Italia, se ne vanno in altri paesi. E questo vuol dire giocare sporco e fatto bene Meloni, ha fatto bene il governo a chiudere, e devono ancora, secondo me, chiudere ancora di più. Tutti quelli che sono stati regolarizzati non devono mettere il piede nel nostro paese, anche se hanno preso 14-15 jihadisti, comunque quelli arrivati dalla Spagna, e questo già ci dovrebbe far riflettere e ci deve fare anche, per questo serve un piano Marshall, diciamo esagerata, ok, ma un piccolo piano Marshall che si occupa solo di questo tema, con la scuola, con l'università, e portare avanti la questione, perché da sola è chiaro che non si risolve. Cioè, se solo li mandiamo via 1, 2 o 3 e poi non abbiamo la situazione in mano,
quello che succede nel nostro paese, e questo è grave. Invece bisogna metterli, avere un ufficio specifico, non dico ministero, perché no, un posto grande che si occupa solo dell'immigrazione, perché poi chi paga? Pagano gli italiani e paga anche quello regolare, quello che vuole vivere nel nostro paese tranquillamente, quello che vuole lavorare, quello che vuole partecipare alla vita sociale, economica del nostro paese. Questi non hanno questo progetto, questi seguono il progetto della fratellanza musulmana, e questo progetto della fratellanza musulmana sta durando molto tempo e secondo me non va più sottovalutato. Chances più quello che è successo lo sappiamo tutti, è partita una chiamata sul social partita dall'Algeria che Sanchez regolarizzerà altri 600.000 persone, e lì sono andati via anche quelli che non hanno bisogno, cioè, anche per il fatto di dire sono in Europa, sono andato via, persone che non hanno nemmeno riflettuto che cosa andavano a fare. È chiaro, l'Algeria boicotta totalmente la questione, sappiamo da anni, quella marocchina, e continua a farlo perché è il loro obiettivo di vita, ma c'è anche gente matta, perciò l'obiettivo di vita è quello di dare fastidio a un paese che sta sviluppando, un paese che comunque tiene migliaia e migliaia e migliaia di immigrati che vengono dall'Africa, li blocca nel suo paese per non farli venire in Italia, e poi si trovano all'improvviso la Spagna che regolarizza tutti, e lì è successo il blackout, come per dire sì, allora te li mando, regolarizza tutti e via. Cioè, non è successo così, è successo più per l'ondata di messaggi. Io l'ho visti: venite che sarete tutti regolarizzati, entro questo giorno dovete trovarvi tutti a Ceuta. E molta gente disperata e non disperata, perché molta gente portava l'iPhone in mano di 1.100 euro, la gente che insomma non aveva bisogno di andare via. Il problema è che quando non si dialoga, e quando c'è la malafede, perché Chances è molto in malafede, secondo me è uno dei pochi che è rimasto legato a Soros e compagni, e quelli vogliono la distruzione, vogliono la destabilizzazione dell'Occidente, e questo non glielo dobbiamo permettere assolutamente. Noi lo dobbiamo permettere, servono delle sanzioni vere all'Algeria, anche la stessa Spagna, delle sanzioni anche su questa regolarizzazione, perché non è corretto, certo. Assolutamente. Senti, io devo chiudere, però un'ultima cosa che ti chiedo: il governo italiano come si sta comportando in tutto questo? Benissimo, io devo dire benissimo, deve continuare così, non deve cadere nell'errore, no? della polemica, del trovare qualche cosa tanto per criticarlo. No, sta andando bene, andrà molto bene. Bisogna essere ancora più uniti, non a questioni, non a messaggi urlati, non servono a niente, e invece bisogna lavorare con quello che dico al governo oggi, a un bel piano Marshall. Bel piano Marshall è una grossa parola, però è importante, invece di mettere un piano dove si segue questo tema pericolosissimo avanti, perché no, un bel centro dove si occupano proprio solo di questo, e non avere pietà con nessuno, perché chi si radicalizza va via, è un reato penale, non me lo fate passare per pazzo, perché nessuno ci crede, ormai neanche i sassi ci credono, perciò questi hanno tutto meno di essere pazzi, questi hanno un progetto
politico, economico, sociale che portano avanti con i soldi che vengono dall'estero, i soldi che finanziano questi personaggi, quei paesi canaglia che purtroppo noi trattiamo. Molto bene, Suad, io ti ringrazio molto e al piacere di sentirci presto. Vi ringrazio e buon estate, quello che è rimasto dell'estate. Grazie ancora. Avete ascoltato Capitaneria di Porto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il colpo di cannone e finché vedi alla TV prendi la mira in mezzo al cuore del sottomarino blu. Ti piace far l'americana, hai due fucili nei blue jeans, dirigi con la cervotana, fai morire meglio. Al mare, mi sorprendi, vado giù, ti infili i guanti del potere, fai morire in fretta tu, scende dalle minigonne, l'uniforme dei Marines, senti cantano le donne, sei irresistibile. Colpirai, che sei una bomba, che specie sei. Piace il corpo militare, conti le stelle su e giù, sei tutta da disinnescare. Peggio tu, non perdi mai il tuo sangue freddo, programmi la tua strategia, giuri con l'arma del rossetto, non sarai mai amica mia. Scendi